Via Ghisleri nella struttura che il Comune ritiene ancora abusiva. Stasera sono qui a riflettere e a condividere questi pochi minuti insieme a voi, partendo dalla cronaca, o meglio da notizie che in questi giorni, in queste settimane, tengono unite due periferie. Da un lato Scampia, dall'altro lato Caivano. Ci sono queste due realtà che per 40 anni sono state nelle mani della camorra e oggi lo Stato lancia la sfida alla camorra. Il governo Meloni dice mai più zone franche, ci riprenderemo quei quartieri. Finalmente perché dopo 40 anni di abbandono istituzionale, per non dire dopo 160 anni, finalmente lo Stato si accorge che esistono dei territori nelle mani della camorra. E analizziamolo un attimo questo dato, lo analizziamo insieme. Stasera sono qui con voi e sono da solo, non abbiamo ospiti perché abbiamo voluto, e lo vedete in sovraimpressione, c'è un numero di telefono WhatsApp con il quale possiamo interagire, potete mandare messaggi, fate domande e proveremo a ragionarci insieme. A Caivano è arrivato l'esercito, è arrivata l'operazione alto impatto. Il prefetto di Napoli dice esportiamo il modello Scampia anche a Caivano. Beh, quel modello Scampia che ha funzionato qua nel 2012 grazie soprattutto alla persona del dirigente del commissariato, il dottor Michele Spina prima e il dottor Cristiano Tatarelli poi, dopo quella alto impatto, quell'operazione Scampia ha funzionato, ha portato allo smantellamento delle piazze di spaccio, all'estinzione della droga sul quartiere. Oggi che cosa c'è sul quartiere? Lo vedremo, purtroppo abbiamo fatto 10 passi indietro, ma quell'operazione ha funzionato perché camminava su 3 assi fondamentali che in quel periodo, in quel momento storico, noi sentivamo, respiravamo ogni giorno. C'erano 3 pilastri fondamentali, da una parte le realtà sociali, quindi associazioni, cooperative, terzo settore del territorio, quella parte sociale, quelle realtà che per 40 anni hanno tenuto sveglie le coscienze su questi territori, quando la camorra dettava legge, hanno permesso alla camorra di non fare scaccomatto, quelle realtà che andavano a prosciugare quel bacino dal quale la camorra andava a prendere manovalanza, hanno cominciato a fare rete con le forze dell'ordine, che è il secondo pilastro di questo importante processo, e con la parte sana della politica. Erano gli anni del 2012, c'era una parte sana di politica anche nella nostra città, una politica che sosteneva le realtà territoriali, stava accanto a queste realtà, le faceva crescere, le tutelava, le legittimava. Ecco, in quello scenario si è potuto costruire quella che oggi è il più grande laboratorio sociale d'Europa, forse. Questo modello lo possiamo portare a Caivano, è possibile, è necessario farlo, prima però bisognerebbe riportarlo su questa città, bisognerebbe riportarlo a Napoli, perché a Napoli è in atto il napolicidio, ecco, è in atto la distruzione, la morte della città, non solo con la svendita di parte del patrimonio della città, lì ci sarebbe un discorso anche più complesso e più complicato, ma soprattutto c'è un napolicidio in atto perché si sta azzerando l'intera rete sociale che si è costruita negli anni. La si sta delegittimando, si sta provando a metterla in difficoltà, a non farla lavorare. Beh, l'Officina delle Culture, dalla quale trasmettiamo con 10 realtà, un centro polifunzionale con 10 realtà sociali, è solo uno dei tanti esempi. Ne potrei fare almeno altri 7-8 su Scampia, ma potrei spostarmi su Napoli Est, potrei spostarmi alla palestra di box popolare al Rione Sanità. Insomma, c'è una sorta di volontà politica a resettare quella rete sociale. Beh, venendo a mancare la parte sociale di questo territorio, cominciano le grandi paure. Perché? Perché se noi spostiamo questa operazione alto impatto, l'operazione Scampia, la spostiamo su Caivano, arriveremo per fortuna allo smantellamento delle piazze di spaccio, perché può funzionare anche lì nel modo più assoluto. Il problema è uno solo e ce lo consegna la storia. Negli anni, dopo il 2012, soprattutto dopo la faida, alcuni clan che gestivano piazze di spaccio su questo territorio si sono spostati esattamente al Parco Verde di Caivano. Sono andate lì, hanno cominciato a costruire un impero, ad esportare il modello mafioso della vendita e dello spaccio di droga che esisteva qua a Scampia, che è stata un'innovazione 40 anni fa, almeno i di Laura in questo lo dobbiamo dire, hanno avuto la capacità di innovare anche le piazze, lo spaccio. Oggi chiudendo le piazze di spaccio di là,
queste famiglie storiche torneranno a Scampia. È la legge dei vasi che comunicano fra di loro. Se tornano a Scampia trovano terreno fertile, perché qui la rete sociale è azzerata, è annientata. Troveranno quindi sempre più persone pronte a cedere alle lusinghe della camorra. E questo è il modello Scampia che vogliamo lasciare. E questo è il modello di Scampia che vogliamo esportare a Caivano. Un modello che funziona a tempo determinato. Ce lo consegna la storia perché? Perché quelle famiglie oggi, che oggi lavorano a Caivano hanno qui su Scampia dei beni confiscati, quindi non lo dice Cito Corona dall'Officina delle Culture, lo dice la Procura della Repubblica, lo dice l'antimafia, sono stati confiscati dei beni a queste famiglie di Scampia che vendono droga a Caivano. Questi torneranno qui e troveranno terreno fertile per comprarsi il consenso delle persone. Come la possiamo risolvere questa questione? Come la possiamo risolvere la questione di due territori che meritano dignità, che hanno bisogno di dignità, di rispetto e soprattutto di una classe politica attenta? A Caivano abbiamo, i sindaci sono commissariati, insomma il comune è commissariato da diversi anni, non si riesce a portare avanti nessun progetto politico serio di costruzione sui territori e questo è terreno fertile per la camorra. Se sono stati sciolti i consigli comunali è perché c'era infiltrazione mafiosa. È perché non si è riuscito a governare, è perché la forza della camorra, la pressione che la camorra fa sui nostri territori è così forte da condizionare la parte politica. Mi dicono che c'è un messaggio, quindi proviamo a leggerlo e a rispondere al messaggio. Io vi chiedo di firmarvi almeno e dire da dove scrivete. C'è Antonio che scrive da Frattamaggiore e ci chiede come mai, se Scampia come Caivano da 40 anni sono nelle mani della camorra, come mai non si è intervenuti prima e si è aspettato insomma 40 anni. Questo è uno dei grandi problemi dei nostri territori. Il problema è che chi amministra le nostre città, caro Antonio, non le vive le nostre città, non vive i nostri territori, non conosce i problemi. Io faccio l'esempio del sindaco di questa città. Noi abbiamo avuto due sindaci, un sindaco che era onnipresente ma non concludeva nulla, l'altro sindaco, quello attuale, che è rinchiuso a Palazzo San Giacomo, non si alza da quella poltrona e non conclude nulla. Entrambi non concludono nulla, con modalità diverse. Perché? Perché non conoscono i territori, perché non si confrontano con i territori, non hanno dialogo con le realtà che stanno sui territori. In tutto questo la magistratura ha bisogno dei propri tempi, ha bisogno soprattutto della collaborazione. Non è che un giorno ci si sveglia e si dice andiamo a smantellare le piazze di spaccio a Caivano. Le piazze di spaccio si possono smantellare se c'è un disegno politico, non solo a livello locale, ma a livello nazionale, così come è in questo momento. Così come in questo momento ha deciso di fare la Meloni, la Premier Meloni, e quindi interviene lo Stato. A Scampia come a Caivano la settimana scorsa è arrivata la commissione bicamerale d'inchiesta per le periferie. Volevano venire qui a Scampia, a Caivano, a capire che cosa non funzionava e soprattutto da dove lo Stato deve ripartire. Dopo 40 anni finalmente in una città come Napoli, che è nelle mani dei partiti, hanno messo le mani sulla città, questa città oggi viene riconsegnata allo Stato, viene riconsegnata a chi ha deciso di ripartire dagli ultimi, da chi non ha voce, e partire dall'Officina delle Culture è forse stato un gesto emblematico ed importante. A Caivano come a Scampia c'è speranza, c'è futuro, c'è bisogno che però ognuno di noi faccia la propria parte. Grazie Antonio per il messaggio, grazie a tutti voi per aver condiviso con me questo spazio, questo momento. Ci riaggiorneremo, siamo sicuri che la commissione bicamerale d'inchiesta sulle periferie darà dei risultati a breve, a Scampia come a Caivano.